La 19ª edizione di Ville Aperte a nord-est in Friuli Venezia Giulia vede l'apertura straordinaria e gratuita delle dimore storiche assieme alle chiesette che punteggiano il territorio della regione come vigili angeli, protettori dei luoghi e degli abitanti, testimoni silenziosi della forte spiritualità che ha da sempre animato le nostre comunità. Il pensiero però in questa edizione va alle popolazioni colpite dalla drammatica alluvione del 16 e 17 novembre scorsi che interessò le aree a cavallo delle province di Udine e Gorizia lungo la Val Udrio. In particolare, a causa di quella ondata di maltempo, finì sott'acqua anche il santuario della Madonna d'Aiuto a Corno di Rosazzo per l'esondazione del vicino torrente. La tenacia e la volontà dei volontari ha fatto sì che il luogo mariano venga riaperto alla visita proprio il 1° maggio prossimo. Questa edizione è stata fortemente voluta da 6 comuni: Manzano, capofila del progetto, Butrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano e San Giovanni a Natisone, in quanto ha grande significato per la regione dove si coniugano storia, arte e paesaggio con un tessuto produttivo vivo e dinamico, e il tutto grazie alla sinergia di una rete territoriale di soggetti pubblici e privati che si impegnano a promuovere le potenzialità del nostro territorio. Conoscere vicende di persone che vi hanno vissuto, dettagli architettonici, giardini straordinari, chiesette, è una piccola costellazione che è la visione della nostra regione, che tra l'altro guarda con simpatia le altre identità, ma per fare questo, prima di tutto, vuole che si conosca la propria identità. Per noi è un onore e un orgoglio essere il comune capofila di una gestione associata che mette in rete 12 gioielli. Abbiamo la possibilità quindi di entrare a contatto diretto con queste dimore storiche o anche con le chiese e chiesette dei 6 comuni che abbracciano la gestione associata, e quindi credo che il compito e questo progetto condiviso che permette di rendere accessibile il patrimonio culturale e quindi trasmettere il messaggio che la cultura non è solo di una comunità ma è del territorio intero, per noi è importantissimo.